Ciao, oggi ti mostro come preparare le bavette alle vongole. Verso un filo d'olio nella padella, con la cipolla tritata finemente ed i filetti d'acciuga, lascio imbiondire. Aggiungo poi i pomodorini che ho lavato e tagliato a metà. Le vongole, io ho utilizzato quelle in barattolo sciacquandole sotto l'acqua per eliminare il sale in eccesso, e quelle congelate con il guscio, ma naturalmente se tu le hai fresche utilizza quelle. Sfumo con il vino bianco. Inserisco anche il prezzemolo, anche in questo ingrediente prediligi quello fresco. Ed infine le spezie. Copro con il coperchio e lascio cuocere per 5-10 minuti, spengo il fuoco. Dopo aver cotto le bavette ed averle scolate al dente, termino la cottura nel condimento, versando anche un po' d'acqua di cottura con l'aggiunta di un filo d'olio per non far attaccare la bavetta l'una con l'altra. Capirai che la pasta sarà pronta quando mescolando non sarà più rigido. E buon appetito! Lo so, è meravigliosa, e quello che ti starai chiedendo è perché ho scelto le bavette invece dei classici spaghetti. Beh, la risposta è molto semplice. Questo tipo di pasta non si rompe ed assorbe meglio i condimenti, come in questo caso.